È la prima volta che di fatto la legge sull'esdebitamento, un termine molto tecnico, che è una legge che in qualche modo riguarda soprattutto le persone fisiche, cioè quelli che hanno tanti debiti, in qualche modo tramite una procedura giudiziale vanno davanti al giudice e dicono: queste sono le mie risorse, le mie sostanze, posso far fronte a una parte dei debiti. E il giudice, mettendo un timbro, sto usando ovviamente termini non tecnici, mettendo un timbro a questa procedura dice: ok, hai 100 di debiti, hai 20 di risorse, con quei 20 chiudi tutti i debiti da 100. Questo noi l'abbiamo ricercato e portato a casa assieme all'avvocato Plasenzotti in una sentenza storica appunto al Tribunale di Pordenone dei giorni scorsi, dove questa norma, che è immaginata dal legislatore nel 2012 per le persone fisiche, è stata applicata alle associazioni sportive dilettantistiche, e questo tutti, soprattutto i tantissimi, numerosissimi addetti al settore e in particolare anche i presidenti, sanno che cosa voler dire, un momento soprattutto di difficoltà.